Come? Certo, Lollo lo potevamo mettere dietro. Cioè, ma perché non l'hai fatto salire, Lollo? C'era il televisore? Ma non era rotto il televisore? Ma come hai voluto portare? Ma il televisore parla? Parla. Lollo, sei comodo, Lollo? Dai, che cazzo? Lollo, non si dicono parolacce quando ci sta. Ma sì, però è una compagine questa qui. Lo zio Frank alla guida, è il driver ufficiale. Incredibile, stavo facendo 800 metri senza le cinture. Adesso ci sarà l'Ubano, perché io quando faccio i Vice c'è il Lubano che dice apprezzo, mettite la cintura. Allora io dico che le mie figlie le ho educate a se ti fai il cazzo tuo non te sbagli mai, no? Che ne pensi, Lollo? Sì, sono d'accordo. Sei d'accordo? Sì, perché per fare 800 metri se non mi metto la cintura a te che ti cambia? Cioè a Lubano, a Lubano uomo Ubano, quello là della barzelletta che fa Ubano dove sta Piazza Venezia? E quello non gli risponde, no? Ubano mi sa dire dov'è Piazza Venezia? E quello continua a non rispondergli. Ubano, se mi chiami ancora Ubano mi dai in culo. Ubano, Ubano, Ubano. Allora Lollo stai comodo? Simpaticissimo. Il televisore è rotto. Adesso basta però. Il televisore è rotto. Noi abbiamo Lollo. Abbiamo zio Frank. Mi sta a venire il mar da testa, non ci vedo un cazzo! Perché mi avete portato con voi? Perché ci stiamo andando al camionetto a mangiare. Lasciatemi Tra buoni amici. però. Il lunedì deve partire con goliardia. Che giorno è? Piove, governo ladro. Oggi è lunedì. Oggi piove, governo ladro. Si deve cominciare col sorriso. Ma E io poi devo andare ognuno. a Palermo adesso, quale sorriso? Ti parte un aereo per Punta Raisi! Punta Raisi, ma ti porti anche il televisore a Punta Raisi! Non sono parasci. Bella per voi. 14 a 11. Secondo te sto male? La settimana è cominciata quantomeno col sorriso. Per i risultati c'è tempo. Devo Anche avere una parte.